Mister Alessandro Cupisti, una sconfitta che non ci voleva, purtroppo la squadra scandianese è stata troppo imprecisa. Una sconfitta meritata, perché il Bassano è stato meglio di noi, ha giocato con più intelligenza e più cinico. Noi abbiamo avuto le opportunità nei momenti decisivi, ma anche questo giro non l'abbiamo fatti. Poi dopo si paga le conseguenze. Comunque c'è da continuare, perché lo ripeto, finché la matematica non ti condanna sei obbligato a lottare fino in fondo. Infatti sì, adesso si dovrà oltremodo sperare anche nei risultati negativi e ad andare avanti in queste ultime 4 partite. È un peccato perché qualche reazione c'è stata, ma forse è stata la testa più libera del Bassano a determinare questa partita. No, non è testa più libera, è che se si dice di fare alcune cose vanno fatte, se ognuno pensa di essere in un'altra maniera e dopo è dura, perché soli contro tutti ci si fa male. Però niente, i ragazzi ci hanno provato, nei momenti clou sono successi episodi, capito? Basta. Grazie. Prego.